Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Buongiorno Nicola. Buongiorno Adele e un buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Siamo ancora qui con Nicola che ogni tanto per fortuna ci viene a trovare perché anche quest'anno proponiamo uno dei suoi corsi, diciamo, divergenti, ma invece di essere semplicemente un corso di storia, semplicemente si fa per dire, è anche un corso, io direi, religioso-filosofico, no? Perché parleremo finalmente, dopo tanta insistenza da quando lo conosciamo, di svelarci un po' i segreti dei misteri eleusini. Per cui Nicola, parlaci tu dell'argomento e di come lo hai strutturato per i fruitori della libera università. Benissimo, c'è stata effettivamente una grande richiesta, anche perché chi ha seguito i miei corsi di storia divergente sa anche attraverso i miei libri che io mi occupo di misteri eleusini o in senso più ampio di antica spiritualità e di filosofia da tutta la vita. Io ho dedicato diversi saggi all'argomento e c'è stata questa richiesta che tu hai accolto di presentare un corso articolato in una decina di lezioni proprio per introdurre a una delle tradizioni spirituali, filosofiche e religiose più antiche della storia, una tradizione che si pone effettivamente alla base della nostra cultura contemporanea. È una tradizione che parte da lontano. Infatti io ho voluto strutturare questo corso in 10 lezioni partendo dalla più remota antichità, perché questo corso si va a interagire con la storia, con l'archeologia, con la storia delle religioni, ma soprattutto con la spiritualità e la filosofia. La filosofia è intesa come scienza sacra, che è poi la sua reale ed effettiva connotazione. Ed è un corso quindi che parte da lontano. Vi porterò in un viaggio immaginario fino a quella che noi consideriamo come l'età del bronzo, un'epoca antica, millenni e millenni fa, e cercherò di farvi capire come a quel tempo era sentita la spiritualità, qual era il rapporto fra microcosmo e macrocosmo, qual era il rapporto fra l'essere umano e quella che conosciamo come anima mundi, come quest'anima del mondo, no? Che si ritiene pervada tutto il creato. Quindi partiremo dall'antichità, partiremo dalla più grande civiltà che ha caratterizzato la storia del Mediterraneo, e anche dalla prima, che è stata la civiltà minoica cretese, una civiltà che niente aveva da invidiare a quella egizia o a quelle mesopotamiche, ma che anzi era ad esse contemporanea, e che era portatrice di una visione della società unica nel suo essere, una visione fondata sul matriarcato, quindi sulla valorizzazione sacrale del ruolo della donna nella società, nella religione, in tutti gli aspetti spirituali e materiali della società, ed era anche caratterizzata al contempo da una antica religione fondata non solo sul culto delle grandi dee madri, ma soprattutto sul culto degli antichi dei titani, quelle divinità che secondo la più antica tradizione mediterranea, basti pensare ad Esiodo, alla sua teogonia, quelle divinità che in un'epoca remota sono state sfidate e spodestate da Zeus, dai cosiddetti nuovi dei, chiamati olimpici dalla tradizione greca, ma che poi hanno tante altre definizioni in altre culture, perché poi sono sempre gli stessi. Quindi affronteremo le più remote origini della tradizione eleusina e vi spiegherò come questa tradizione, che è nata formalmente ad Eleusi nel 1216 a.C., affondi le proprie radici proprio nella civiltà cretese e nella sua antica religione e spiritualità.
Una civiltà, quella cretese, che non era soltanto fondata su questioni religiose, chiaramente, ma che era anche portatrice di avanzatissime conoscenze scientifiche, astronomiche, architettoniche, Geografiche. geografiche. Una civiltà che viaggiava in tutto il Mediterraneo, fondando propri avamposti, porti, empori, colonie, ma anche oltre. E che, come ho spiegato nel mio saggio I Minoici in America, pare che effettivamente sia giunta anche oltreoceano, importando addirittura rame, quel rame che ha dato veramente origine all'età del bronzo in Europa. Quindi partiremo da lontano, partiremo dallo studio della civiltà cretese e vedremo come la tradizione misterica eleusina affondi lì le proprie radici. Parleremo poi prima di arrivare alla nascita effettiva dei misteri eleusini, parleremo molto di mitologia, perché la mitologia è importantissima per sono le nostre comprendere. radici, sono le nostre radici. La mitologia è fondamentale, giustamente, come hai detto, no, per comprendere le nostre radici, ma è anche un linguaggio sacro. È un linguaggio che si presta, come ha detto Maria Castronovo, per esempio, della Divina Commedia, che si presta a più livelli interpretativi, addirittura 4, se non addirittura 5. Anche testi come la Teogonia di Esiodo si prestano a più livelli interpretativi, di cui quello profano è soltanto quello immediato, quello iniziale. In realtà si tratta di veri e propri testi sacri rivelati, al pari della Bibbia, del Corano, della Vesta, perché non dimentichiamoci che Esiodo stesso ha sempre sostenuto di aver ricevuto il testo della Teogonia direttamente dalle muse sul monte Elicona, la montagna sacra della Beozia. Ha avuto un incontro del terzo tipo? Forse sì, forse sì. Molto bene. Poi, preso in esame l'aspetto mitologico che riguarda l'origine degli dei, l'origine di quelle forze cosmiche secondo la tradizione eleusina, arriverò a spiegarvi effettivamente come è nata questa tradizione dal punto di vista storico ufficiale. E vi spiegherò la vicenda, che poi è raccolta in opere come il cosiddetto inno omerico a Demetra e tanti altri testi successivi. Quella vicenda che vede protagonista la dea titana Demetra in cerca della figlia Core, questa figlia che in Sicilia, anche questo è molto interessante, in Sicilia, nella piana di Enna, era stata rapita dal dio degli inferi Ade per ordine e volontà di Zeus. E andremo qui a confutare tutta una mitologia artefatta. La mitologia purtroppo è stata molto manipolata, al pari della storia. Se è vero che la storia è stata sempre scritta dai vincitori, è impensabile che anche la stessa mitologia, che anche lo stesso mito, non sia stato rivisitato e riplasmato dai vincitori di turno. E così purtroppo è avvenuto nell'antica Grecia. Quindi cercheremo di scorporare i miti, di tentare di togliere tutti quei veli e quelle travisazioni che li hanno avvolti attraverso i secoli per arrivare alla loro più autentica essenza. E per capire perché questa figlia, Core, che doveva essere una figura redentrice, una figura che avrebbe dovuto salvare l'umanità e liberarla dal giogo dell'ignoranza, dell'oscurità, dalla Matrix voluta e costruita dai nuovi dei, sia stata rapita, in modo da inficiare la sua missione. Vi racconterò poi come la dea, sempre secondo il mito, sia giunta ad Eleusi, compiendo un ciclo, compiendo un percorso che parte effettivamente da Enna, che rappresenta l'origine, l'arché, l'alfa, fino ad Eleusi, che rappresenta l'arrivo, l'escaton o l'omega, chiamiamolo come vogliamo. Eleusi, che fra l'altro, è bene ricordarlo, era stata proclamata per l'anno 2020 capitale europea della cultura. Sì. I festeggiamenti poi, per via di tutta questa follia che ben conosciamo, sono stati rimandati dapprima all'anno successivo e alla fine spalmati fra il 2022 e il 2023. E molti lavori sono stati fatti a Eleusi, lavori
anche discutibili secondo me, ma hanno fatto dei lavori ricostruttivi, hanno fatto un sacco di interpretazioni, un sacco di ricostruzioni grafiche e scenografiche, hanno ampliato il museo, ma poche persone al mondo conoscono Eleusi. Eleusi dov'è? Eleusi oggi è una piccola città industriale, fra l'altro, è un porto con varie industrie, alla periferia nord-ovest di Atene, a 20 km da Atene, affacciata sul Golfo di Salamina. Ma per secoli, per oltre 16 secoli consecutivi, e questo ne fa la tradizione più longeva dell'antichità, Eleusi è stata a livello europeo e oserei dire mondiale il centro della sapienza e della conoscenza iniziatica. Infatti la Dea, giungendo ad Eleusi, in una vicenda mitica che vi racconterò e vi spiegherò, che tenterò anche di decodificare nell'ambito di questo corso, istituì i sacri misteri. Istituì una tradizione che, fondata sull'antica religione cretese, divenne misterica perché c'era la finalità e la necessità di proteggerla. Questo perché l'antica religione cretese era una religione pubblica. Aveva sì le sue dottrine, i suoi segreti insegnamenti, ma era una religione praticata alla luce del sole. Invece in una situazione quale quella che stava vivendo la Grecia a cavallo fra l'età del bronzo e l'età del ferro, uno dei momenti più bui della storia dell'umanità, un momento che potremmo dire caratterizzato da un vero e proprio grande reset politico, culturale, economico, sociale, religioso, un reset che spazzò via tutte le civiltà dell'epoca, un reset che fece ripiombare la Grecia, che aveva conosciuto vette di grande civiltà e di conoscenza al tempo della civiltà minoica, in un vero e proprio medioevo, quello che è considerato il medioevo ellenico. Quindi la fase a cavallo fra l'età del bronzo e l'età del ferro fu una fase terribile, in cui ci fu una grande rivoluzione religiosa, caratterizzata dalla persecuzione sistematica dell'antico culto, di quell'antico culto di matrice geo-mediterranea minoica che vedeva la donna al centro della religione e della società. Questo nuovo culto era ottenebrante, imponeva il dogma, imponeva una cultura patriarcale e c'era quindi la necessità di rendere questa tradizione plurisecolare, plurimillenaria, misterica, quindi appannaggio di ristrette cerchie di iniziati, per permettere di sopravvivere e di proteggerla. Nacque così una tradizione importantissima che è proseguita in maniera ininterrotta con la creazione di tanti altri templi, di tanti altri santuari in tutto il Mediterraneo. Basti pensare ad Alessandria d'Egitto, ai grandi santuari eleusini della Sicilia, della Magna Grecia, dell'Asia Minore, e fino al IV secolo d.C. IV secolo d.C. in cui si verificò un qualche cosa di terribile. Un altro vero e proprio grande reset a livello europeo, a livello mediterraneo. Vediamo un cristianesimo nella sua eccezione paolina, un cristianesimo politico, sicuramente non quello delle origini, ma una versione del cristianesimo che secondo molti studiosi, fra cui Sabato Scala, anche Diego Marin, è stato costruito a tavolino, purtroppo da personaggi come Paolo di Tarso, Giuseppe Flavio e c'è chi dice anche il filosofo romano Seneca, con finalità di dominio e di controllo sociale. E vediamo che questo cristianesimo si impose quale unica religione dell'impero, arrivando a compiere una vera e propria aberrazione giuridica che si consumò nel famoso editto di Tessalonica. Un editto aberrante che ricorda purtroppo molte situazioni odierne. Pensate che con l'editto di Tessalonica promulgato da Teodosio e da Graziano, questi due imperatori, Oriente ed Occidente, venne imposto il cristianesimo quale unica religione ufficiale e tollerata dell'impero, quando oltre il 90% della popolazione imperiale, che a quell'epoca assommava circa 45-46 milioni di abitanti, praticava altri culti. Venne imposta quindi la conversione forzata, pena tutta una serie di condizioni che arrivavano poi fino alla pena capitale, al sequestro dei beni.
Chi non si convertiva non poteva più esercitare i propri diritti civili, non poteva più, ad esempio, accedere ai pubblici uffici, non poteva più praticare l'insegnamento nelle scuole, non poteva più andare in luoghi di svago come il circo, le terme. Corsi e ricorsi, corsi e ricorsi. Corsi e ricorsi della storia. La tradizione misterica eleusina, al pari anche di altre, perché non c'era solo quella chiaramente, io farò anche una panoramica sulle altre grandi tradizioni e religioni misteriche che caratterizzavano la società culturalmente aperta dell'impero romano, i misteri di Iside e Osiride, di vocazione d'origine egizia, i misteri di Mitra di provenienza orientale siriaca, iranica, i misteri orfici che erano comunque affini ai misteri eleusini e che nascevano dallo stesso alveo culturale, e tanti altri. Quindi faremo una panoramica generale sull'origine e le caratteristiche di questi culti misterici. E poi arriveremo a entrare proprio nei limiti del possibile, chiaramente nel significato dei misteri, nel loro messaggio e anche nella loro strutturazione, come avveniva l'iniziazione, che cosa veniva insegnato agli iniziati. E capiremo come questa tradizione sia stata a lungo perseguitata perché apriva la mente, permetteva ai propri appartenenti, ai propri iniziati di raggiungere un livello di coscienza superiore che gli avrebbe fornito una vera e propria difesa nei confronti di chi vuole ricondurci nelle tenebre sostanzialmente. Una difesa che oggi, secondo me, sarebbe molto sentita, di cui ci sarebbe veramente grande bisogno in un'epoca come la nostra. Beh, io ribadisco che abbiamo cominciato la nostra collaborazione della tua casa editrice con la Libera Università e apro una parentesi, ricordo che gli studenti dei corsi hanno il 50% di sconto sui tuoi libri, vero Nicola? Quindi sì, proprio una collaborazione totale. Ma perché? Perché alla fine io e Nicola in un certo senso sposiamo uno stesso obiettivo, che è quello di perseguire la conoscenza, perché è l'unica via di liberazione, soprattutto in un momento storico in cui il livello medio scolastico o comunque della cultura dei nostri giovani è caduto in un baratro veramente incredibile, una carenza di pensiero critico, penso mai toccato finora nella storia. E quindi diciamo sentiamo, almeno per quello che credo io, ma credo che anche Nicola lo abbia sentito, perché le scelte editoriali di Nicola sono molto precise, sentiamo di dover offrire un nutrimento a questi giovani e meno giovani, queste anime che cercano qualcosa che non c'è altrove. Perché all'università diciamo non si studiano questi temi, non nella giusta dimensione, in quanto purtroppo, e lo sappiamo, l'istruzione pubblica è comunque un'istruzione, fra virgolette, manipolata da chi ha il potere in quel momento, insomma, in questo momento. Però come tua allieva, perché alla fine io sono una tua allieva, ho letto tantissimi dei tuoi libri e grazie a te ho potuto veramente guadagnarmi un punto di vista diverso sulla storia e su tanti temi. Mi viene da dire, Nicola, il fatto che i misteri eleusini vengono sì citati di striscio all'interno dei curriculum scolastici ufficiali, è una cosa, diciamo, è uno di quegli elementi che ci fa capire come non dobbiamo conoscere le nostre radici, perché ci vengono proposte altre radici che non sono quelle vere.
Ma infatti, sinceramente, mi ha molto stupito la proclamazione di Eleusi a Capitale Europea della Cultura nel 2020, perché effettivamente è un tema che fa paura, è un tema che viene evitato, ma questo per un motivo. Non soltanto per l'egemonia imperante della Chiesa, del cattolicesimo, del monoteismo in genere, ma soprattutto perché certe tradizioni misteriche, quelle eleusina in primis, rifiutano il dogma preconcetto e tendono ad aprire la mente degli iniziati al porsi domande. Tendono a privilegiare quella che potremmo definire l'intuizione parmenidea e la maieutica socratica. Infatti i misteri eleusini si conciliano perfettamente con la filosofia e vedremo nell'ambito di questo corso come i più grandi filosofi platonici, dallo stesso Platone in poi, ma anche lo stesso Socrate e tutti quelli che sono seguiti, siano stati in realtà dei grandi iniziati in primis, prima ancora che filosofi. Perché filosofia e misteri si conciliano perfettamente, perché sono due strumenti che portano l'individuo, l'essere umano, a farsi domande, a non dare niente per scontato, portano l'essere umano a incentivare il pensiero critico. Pensiero critico che oggi fa paura, pensiero critico che oggi si tende a demolire. Sì, io mi viene in mente un'altra cosa, un altro parallelismo, no? Perché per esempio, vabbè, i greci stanno ancora aspettando il Messia. Noi stiamo aspettando il ritorno del Messia, per noi intendo l'area culturale cattolico-cristiana. Mentre invece, studiando i tuoi testi, mi accorgo che qui viene invocato il ritorno dei titani. Sì, tante profezie parlano del ritorno di quei legittimi dei che, fra l'altro, sono all'origine anche dell'umanità, secondo questa tradizione. Perché nei misteri eleusini si parla dell'origine, della nascita dell'umanità, della creazione dell'umanità da parte dell'opera di quattro titani figli di Giapeto: Atlante, Menezio, Prometeo ed Epimeteo. Quindi ci hanno ribaltato effettivamente la mitologia, hanno fatto apparire i titani come esseri spregevoli, violenti, sanguinari, cioè cose assurde, sinceramente, cose aberranti. Perché, come dicevo prima, la mitologia, al pari della storia, viene scritta e manipolata dai vincitori. Il problema è che questi vincitori, quelli che oggi ci controllano, quando si parlano di elite di potere, fanno tutte capo a dei poteri che stanno dietro le quinte, ma che sono qui da 20.000 anni. È chiaro, vabbè, chiaramente un altro dei libri che tu citi spesso è L'altra Europa di Rumor, ma vogliamo allora pensare che questi nostri, fra virgolette, padri, progenitori, eccetera, stanno lì tramando per liberarci? Perché anche quella, a parte che sicuramente l'essere umano deve lavorare molto sulla sua consapevolezza, e questi percorsi che noi facciamo aiutano proprio in tal senso. Ma è possibile che ci siano queste trame di esseri che nell'ombra cercano di darci degli strumenti per aiutare l'umanità a liberarsi di questa schiavitù che potremmo dire dura da appunto migliaia di anni? Io sono convinto di sì. Bene, e con questo io direi di concludere, caro Nicola. Ripetiamo che il corso avrà inizio a metà novembre, vi daremo tutti i dettagli insomma, in corso d'opera, e potete avere tutte le informazioni scrivendo una mail a info@nuovapedagogia.it. Vi aspettiamo come al solito pieni di entusiasmo per i temi che propone Nicola, e grazie Nicola della tua esposizione, e non vedo l'ora di cominciare questo nuovo percorso insieme. Grazie a Arrivederci a tutti. Quindi iscrivetevi numerosi, vi aspettiamo. Arrivederci.